Questa mattina al mercato ittico all'Ingrosso sono stati ospiti del direttore Vincenzo Viapiano un gruppo di allevatori di vongole di laguna e un gruppo di cogolanti sensibili al problema granchio blu. Presente il consigliere regionale Marco Dolfin, lo stesso direttore Viapiano e chi ha avuto l'idea di proporre spontaneamente questo incontro ufficioso, Matteo Grego. Mancava il sindaco assessore alla pesca del comune di Chioggia per un impegno imprevisto in occasione dell'evento che si terrà questa sera in Piazza Italia. La volontà di incontrare le realtà imprenditoriali che possono subire ora i maggiori danni dalla presenza e dal proliferare del granchio blu si è manifestata a seguito dell'analogo incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Porto Tolle e che ha visto la presenza dell'assessore alla pesca della Regione Veneto Cristiano Corazzari. Sostenuta l'affluenza di imprenditori ittici a confermare l'importanza del tema ormai di carattere nazionale. Sul granchio blu non si ha ancora un numero sufficiente di informazioni utili per trovare metodi per contrastarlo e Regione Veneto con Veneto Agricoltura, Fondazione della Pesca, Università di Padova e altri enti stanno cercando di studiarne le abitudini e processi di sviluppo, in modo da capire quali siano i suoi punti deboli, al momento sconosciuti. Una specie cannibale, vorace, dalla crescita esponenziale sulla quale tutti i settori coinvolti stanno riservando la massima attenzione, a 360 gradi. Sono gli stessi pescatori per primi ad accorgersi del cambiamento delle abitudini di questo predatore, ad osservarne i comportamenti e riportando le informazioni ai biologi in un lavoro a stretto contatto. Abitudini che cambiano e che, ora che la specie si è ambientata, hanno un ritmo più celere anche nella riproduzione, che permette il rilascio di migliaia e migliaia di uova per ogni individuo femmina. Un maggior numero di informazioni permetterà di individuare il sistema di pesca nel miglior momento in cui la pesca massiva può essere più decisiva. Si è cominciato a parlare di ristori, 80.000 euro da parte della Regione solo per il granchio blu e notizia odierna 2,9 milioni di euro da parte del Ministero come misura urgente, ma questi possono risolvere le situazioni di difficoltà vissute dagli allevatori e dai pescatori, ma non risolvono il problema granchio, la cui popolazione continuerà ad aumentare. E lo dicono coloro che erano presenti alla riunione, si tratta di un placebo. L'unico sistema per poter limitare la popolazione del granchio blu è la pesca intensiva, seguita da una commercializzazione che dia valore al prodotto. Tutte le misure che devono essere prese contro il granchio blu a tutela delle specie autoctone devono essere considerate nel più breve tempo possibile. Il fattore tempestività è ora essenziale. Per la pesca del granchio blu sono stati tolti tutti i limiti, zone, quantitativi, anche le limitazioni delle licenze che in altri momenti non permetterebbero ai coltivatori di pescare granchi. Il tempo è un fattore chiave e la conoscenza dell'individuo è fondamentale. Ora, periodo di semina per i vongolari, è un periodo delicato in cui la presenza dei granchi blu può mettere in ginocchio un imprenditore. Nonostante le recinzioni alte 3 metri, interrate per 50 cm sotto la sabbia, i granchi blu riescono a passare. I vongolari si tutelano, proteggendo la loro risorsa, il loro tesoro, ma il timore è tanto. L'offerta di aiuto si è fatta sentire da un cogolante che ha proposto di pescare in prossimità delle recinzioni, liberando gli allevamenti del potenziale pericolo. Una proposta a cui si sono uniti altri e che è stata accettata da un magari. Idee durante l'incontro ne sono sfociate molte e resteranno un top secret fino a quando i protagonisti non decideranno di renderle note. Importante è sapere che si sono create e si stanno creando sinergie contro un nemico comune, la cui presenza rischia di annientare le specie locali. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.